Nuova ordinanza per la quarantena dei migranti. I turisti premiano la Sicilia ma ci sono pochi controlli. Famiglia contagiata a Catania. ASP ripristina i piani operativi per le attività assistenziali ospedaliere e territoriali. Linee guida per la ripresa delle attività didattiche e della formazione professionale. Soldi agli studenti che provengono da atenei fuori Sicilia. L'Università di Palermo aggiunge anche la formula per loro zero tasse, una misura che contrasta la fuga di cervelli. A Porto Empedocle, su una delle facciate del comune, un murales per ricordare Camilleri. La sua vigata gli rende omaggio a breve dall'anniversario della morte. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il presidente della regione Nello Musumeci emette un'ordinanza per la quarantena dei migranti e i controlli sanitari. Il servizio di apertura di Lello Casesa. Adesso basta, dettiamo noi le regole. Queste le prime parole pronunciate dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che ha firmato una nuova ordinanza per regolamentare la gestione degli sbarchi in Sicilia e soprattutto il loro controllo sanitario. Innanzitutto prevediamo l'obbligo di quarantena a bordo per 15 giorni, principalmente per i migranti portati in Sicilia dalle navi delle ONG. Inoltre abbiamo istituito delle aree speciali nei porti dove dovranno restare i migranti che arrivano con i barchini. Faremo noi, ha detto sempre il presidente della regione Musumeci, i tamponi se l'USMAF e lo Stato non sono in condizioni di farli, e chiediamo cordoni di polizia attorno alle aree speciali e agli hotspot per evitare fughe di migranti. Con la nuova ordinanza, che prevede l'obbligo di comunicazione del Ministero in caso di trasferimento dei migranti in altre residenze, la Regione prova a chiudere i porti. Non possiamo, ha detto ancora il Presidente, chiedere sacrifici a 5 milioni di siciliani per rispettare norme contro il contagio e non avere regole certe sui migranti, ha concluso il Governatore, che ha chiesto maggiore collaborazione al Ministero degli Interni. Decine e decine di sbarchi di immigrati sulle coste siciliane, centinaia e centinaia di persone che arrivano e che vengono trattate con una superficialità da parte dello Stato davvero disarmante. Allora, le ONG lo sappiano con assoluta chiarezza. In Sicilia la quarantena la si fa soltanto a bordo delle navi che lo Stato deve affittare e tenere ormeggiate in rada. Sulla terraferma non è possibile. C'è tensione con le popolazioni locali, c'è un serio problema legato al mancato controllo, come finora è avvenuto da parte del personale dell'USMAF, che è il personale dello Stato che dovrebbe eseguire i controlli sanitari. E invece il Ministero dell'Interno pensa di scaricare ogni attività sulle spalle dei prefetti, che poi chiamano il personale della regione siciliana, o sulle spalle dei sindaci, i quali protestano e chiedono aiuto naturalmente alla regione siciliana. Ecco, meno arroganza, meno approssimazione. Noi abbiamo istituito, con una ordinanza che ho appena firmato, e non avrei mai voluto farlo, noi abbiamo istituito delle aree speciali all'interno dei porti che sono interessati territorialmente agli sbarchi. Nessuno può andare oltre quella fetta di territorio all'interno del porto, nessun immigrato. E pretendiamo controlli e cordoni di polizia severissimi negli hotspot dai quali purtroppo gli immigrati continuano ad allontanarsi. Abbiamo registrato decine e decine di positivi fra queste persone sbarcate in Sicilia, e molte altre sono state sballottate da una parte all'altra dell'isola e dell'Italia senza neppure essere stati preventivamente sottoposti ai test seriologici e ai tamponi. Allora che faccio? Io chiedo a 5 milioni di siciliani il massimo rigore, il massimo rispetto delle norme di prevenzione per evitare il contagio,
E poi lo Stato invece ritiene che tutta questa materia possa essere fatta all'insegna dell'iniziativa del singolo prefetto. Ci vuole un protocollo rispettato da tutti, dallo Stato per primo e poi dalla regione, dalle prefetture, dalle autorità locali. Ecco qual è lo scopo dell'ordinanza che ho appena firmato. Confrontiamoci con il Ministero dell'Interno, confrontiamoci con il Ministero della Sanità. Abbiamo il diritto, noi, e il dovere di farlo, perché la salute di tutti, dei cittadini siciliani e dei migranti, deve obbedire a logiche precise sulle quali ognuno è chiamato a fare la propria parte. Sono i componenti di una famiglia di un quartiere popolare di Catania i 4 nuovi positivi che si registrano in Sicilia nelle ultime 24 ore in aggiunta agli 11 migrati sbarcati a Pozzallo lunedì. Si tratta di una coppia di genitori e di 2 figli minorenni, tutti messi in isolamento da ambienti sanitari. Spiegano che non è ancora chiaro come abbiano contratto il virus, ma il fatto in sé dimostra come il Covid non sia sparito dall'isola. Il bluff anti-Covid, controlli al minimo ai turisti in arrivo. C'è il servizio. Termoscanner soltanto negli aeroporti, nessuna verifica nelle stazioni. L'app della regione scaricata in un caso su 2 da chi è giunto nell'isola. In Grecia i turisti che arrivano fanno un test sierologico a campione se provenienti da regioni con bassi contagi da coronavirus, obbligatorio se si arriva da regioni con alto contagio. Per 12 ore i turisti devono rimanere in albergo in attesa di un esito che arriva via SMS. In caso di test positivo scatta la quarantena in una struttura indicata dalle autorità. Un sistema insomma molto stringente. E la Sicilia come sta accogliendo i turisti che lentamente stanno iniziando ad arrivare? E che fine ha fatto l'annunciato piano del consulente Guido Bersolaso per gestire i flussi dei turisti? Nell'isola, che nell'ultima settimana ha fatto meno test tra tutte le altre regioni d'Italia, l'agenda politica parla solo dei migranti, ma in generale, come dicono gli esperti, anche del Comitato Tecnico della Regione, il tema del rischio contagi in Sicilia è legato agli arrivi in generale da fuori. E su quest'ultimo fronte il sistema messo in piedi non è nemmeno paragonabile a quello della Grecia. Nell'isola non ci sono controlli capillari agli arrivi, negli aeroporti, nei porti, sullo stretto di Messina. L'unico controllo che fa l'USMAF, l'ufficio del Ministero della Salute che si occupa dei punti di arrivo frontalieri, riguarda la misurazione della temperatura. Negli aeroporti la misurazione agli arrivi è garantita con termoscanner, nei porti viene misurata la temperatura a mano con il personale dell'USMAF e nelle stazioni ferroviarie e negli autobus. A Messina, Catania e Palermo non si fanno controlli capillari. Stesso discorso all'imbarco negli aliscafi e nelle navi che collegano la Sicilia alle Eolie, Egadi e Pelagie. Nessun controllo, nemmeno della temperatura. Di certo sul fronte serologico non è previsto alcun test, ma solo la compilazione di un modulo di autocertificazione sullo stato di salute e la comunicazione del luogo di soggiorno. E tamponi in Sicilia non se ne fanno quasi più. L'isola è stata nell'ultima settimana quella che ne ha fatti meno tra tutte le regioni del paese. Appena 4.700 ogni 100.000 abitanti nell'ultima settimana. La Regione ha messo poi a disposizione l'app Sicilia Sicura per avere un monitoraggio costante dello stato di salute del turista, ma molti non hanno scaricato nemmeno l'app. A dimostrarlo ci sono i numeri degli arrivi negli scali principali di Palermo e Catania, senza considerare quindi anche quelli dei porti e dello stretto di Messina. Ad esempio al Falcone e Borsellino di Palermo si sono registrati tra giugno e le prime 2 settimane di luglio 100.000 arrivi. A Catania si sono registrati 160.000 arrivi. L'app è stata scaricata 123.000 volte nello stesso arco di tempo, meno della metà, e senza considerare anche gli arrivi via auto o via nave. Altro tema è quello del rispetto delle distanze e dell'uso della mascherina nei luoghi chiusi o sui mezzi di trasporto. Lo scorso fine settimana sulle navi e sugli aliscafi che collegano la Sicilia alle isole minori, ad esempio, si è registrato un notevole aumento di passeggeri, molti dei quali in alcuni aliscafi senza mascherina o con la mascherina abbassata. Per gli esperti la Sicilia è di fatto Covid-free, ma corre il rischio di nuovi focolai per l'arrivo di persone da fuori regione, migranti e turisti, insomma. E se i migranti sono controllati con test a tappeto, tanto che si conosce subito il numero dei positivi, di certo c'è chi arriva nell'isola con aerei, navi e autobus e non ha alcun vero controllo. A queste persone non viene fatto alcun test.
Turismo 2020 e la Sicilia a salire sul podio delle regioni più gettonate. La nostra isola infatti è stata scelta anche dai suoi stessi abitanti che amano caratteristiche e peculiarità. I dettagli nel servizio. Stando ai dati diffusi da Airbnb, nel 2020 la percentuale di quanti passeranno le vacanze in Italia è aumentata del 49% rispetto allo scorso anno e la Sicilia risulta essere la destinazione più ambita per gli italiani. 8 su 10 infatti stanno pianificando le ferie sull'isola. E la stampa internazionale ha scelto la Sicilia per rilanciare il turismo straniero in Italia, mettendo l'isola al centro di reportage pubblicati in tutto il mondo. Uno studio Doxa Birra Messina rivela che la nostra regione gode tanto del cosiddetto turismo autoctono. 6 siciliani su 10 scelgono abitualmente, e a maggior ragione quest'anno, di passare le vacanze estive sull'isola. Tra i siciliani stanziali o fuori casa, come i lavoratori o gli studenti fuori sede, la maggioranza ha dichiarato che coglierà l'occasione per scoprire luoghi nascosti dalla propria terra, il 39%, mentre il 22% degli intervistati ha confessato che resterà vicino casa, convinti che l'isola sia il posto più bello del mondo. Nel racconto dei luoghi del cuore, la ricerca mette a fuoco analogie e differenze tra la vacanza dei turisti e quella dei locali. I primi cercano soprattutto culture e bellezze naturali. I siciliani, forti di un rapporto più intimo, si riconoscono in una Sicilia più sensoriale, fatta di sapori, profumi ed esperienze autentiche. Tra gli italiani, chi prepara le valigie per andare in Sicilia lo fa soprattutto per l'offerta culturale, per le feste popolari e le tradizioni artigiane, per l'Etna, per l'entroterra meno conosciuto e per le piccole trattorie dove poter gustare i piatti semplici di una volta. Monumenti, castelli, teatri, templi, palazzi nobiliari, i segni tangibili della storia millenaria dell'isola sono al primo posto fra i luoghi del cuore anche per i siciliani. Questa regione sembra avere una marcia in più anche in questo momento attraverso il concetto di sicilitudine. Generosità, accoglienza e ricchezza d'animo sono infatti i tratti caratteristici in cui si riconoscono i siciliani. Questo dato conferma che la nostra isola, oltre a essere splendida, è anche sicura. Abbiamo affrontato tutti insieme, cittadini e istituzioni, con grande rigore e senso di responsabilità, la fase della pandemia da Covid-19, contenendo un fenomeno senza precedenti, commenta il governatore Nello Musumeci. Oggi l'immagine della Sicilia è quella più vera e lusinghiera, ovvero una terra ospitale piena di fascino, un fascino antico dato dalla sua storia ultramillenaria, dalle sue incomparabili bellezze naturali, ma anche dalla sua gente ospitale e generosa. Covid-19 ed economia al collasso. Il segretario provinciale della UIL di Agrigento, Gero Acquisto, afferma si rischiano rivolte sociali. Arturo Cantella. In una nota stampa il segretario provinciale del sindacato UIL, Gero Acquisto, denuncia come l'economia agrigentina è ormai giunta al collasso. Per il segretario Acquisto, preoccupato per la pesante crisi socio-economica della provincia agrigentina, che già prima del Covid-19 era agli ultimi posti per la qualità della vita nella nostra Italia. I dati in nostro possesso per Acquisto sono neri, le famiglie povere sono in costante aumento. Con la fine degli ammortizzatori sociali, la situazione è sempre destinata ad aggravarsi ancora di più e nel mese di settembre si rischieranno le rivolte sociali. D'altronde per Acquisto anche il ministro Lamorgese ha paventato questo pericolo. Ecco perché, malgrado la stagione estiva, i governi nazionali e anche quello regionale devono trovare delle soluzioni che possono tranquillizzare le famiglie. Noi come sindacato siamo pronti ad ascoltare e a dare il massimo appoggio, ma bisogna trovare delle cure immediate. Qui il rischio è che molte aziende ed esercizi commerciali chiudano i battenti con la conseguenza perdita di numerosi posti di lavoro. Nell'Agrigentino, che già vive il dramma della mancanza di occupazione, sarebbe il colpo di grazia. Purtroppo il Covid-19 ha di fatto distrutto la stagione estiva. Senza i turisti la nostra economia va sempre più a rotoli. I primi dati di presenza di visitatori sono così esigui che c'è poco da essere ottimisti. Il calo di presenze si traduce in un calo occupazionale. Molti stagionali del turismo non lavoreranno. Ci auguriamo, afferma Acquisto, che possa partire subito l'iniziativa della regione siciliana di regalare una notte su 3 o 2 notti su 6 ai turisti che vorranno scegliere di venire in Sicilia.
Sarebbe una spinta importante in vista del mese di agosto, ma anche di settembre. Questo 2020, afferma Acquisto, doveva essere l'anno della consacrazione turistica per via dei 2600 anni di Agrigento. Il Covid-19 è arrivato per distruggere tutto. Adesso però servono delle risposte immediate per evitare lo sfascio di tante famiglie, per evitare che altri giovani lascino questa terra. Non possiamo più rimanere inermi nel vedere questo stato di cose. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha adottato i piani operativi per il ripristino delle attività assistenziali, ospedaliere e territoriali. C'è il servizio. Ripartire in sicurezza secondo i piani operativi capaci di organizzare la ripresa delle attività assistenziali garantendone il ripristino sia in ambito ospedaliero che territoriale. E questa la risoluzione adottata dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento nel corso di una riunione tecnica durante la quale la direzione strategica aziendale, recependo i protocolli redatti dalle direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri aziendali, ha adottato i piani per il superamento delle restrizioni derivate dalla pandemia, strumenti essenziali che in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'assessorato regionale della salute descrivono le azioni e le procedure per un progressivo ritorno alla normalità. Dopo un lungo periodo nel quale le esigenze contingenti legate alla gestione dell'emergenza Covid-19 hanno portato ad una generale rifunzionalizzazione strutturale e operativa dei percorsi e degli ambienti dedicati all'assistenza sanitaria, specialmente in ambito ospedaliero, determinando inoltre una significativa contrazione delle attività sanitarie ordinarie programmata, si è posta l'esigenza di ripartire restituendo agli ospedali la piena funzionalità. La minaccia epidemiologica del coronavirus, ben inteso, non è certamente alle spalle, ma lo sforzo di questi giorni mira ad assicurare la riapertura in sicurezza. I piani organizzativi redatti costituiscono uno strumento estremamente utile e flessibile, pronto a modellarsi sulle esigenze del momento anche nel caso in cui malauguratamente si dovesse registrare una successiva impennata della curva dei contagi. In conseguenza della ridefinizione dei percorsi autonomi e delle modalità di accesso all'interno delle strutture, le aree di emergenza vengono dotate di una speciale area grigia dove far sostare senza commistioni i pazienti che necessitano di ricovero e che dopo aver eseguito un tampone rinofaringeo potranno ottenere in tempi rapidi l'esito dello stesso grazie all'attività svolta in house dall'unità operativa di patologia clinica. Organizzata inoltre l'erogazione delle prestazioni ospedaliere in regime ambulatoriale con specifiche misure volte ad evitare assembramenti soprattutto nelle sale d'attesa. Anche la ripresa dell'erogazione delle prestazioni differibili in ambito territoriale è già in atto grazie ad un incremento di turno e orari di attività e facendo inoltre ricorso in alcuni presidi ospedalieri anche alle giornate del sabato. La Regione accende la guerra tra gli atenei, soldi agli studenti che tornano in Sicilia. C'è il servizio. La regola che fa infuriare i rettori di mezza Italia è una manciata di parole nella finanziaria. 2 righe nella valanga di articoli che l'ARS ha votato in primavera. 4 milioni di euro per concedere un contributo fino a 1.200 euro agli studenti che dopo essersi iscritti in un altro ateneo nel resto del paese tornano in Sicilia per proseguire gli studi. Adesso che le immatricolazioni stanno per ricominciare, la conferenza dei rettori va su tutte le furie. È concorrenza sleale, tuonano i magnifici del centro-nord. La mobilità studentesca, ribadisce dal canto suo l'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla, apre la strada a un possibile rientro di capitale intellettuale in fuga. Sta di fatto che gli atenei siciliani insistono, anzi a Palermo Fabrizio Micari ha deciso di dotare la propria università di un contributo aggiuntivo. Oltre al contributo della regione, specifica Micari, ai ragazzi che tornano da altre regioni non facciamo pagare le tasse, con una postilla che probabilmente farà adirare ancor di più i suoi colleghi della penisola. La regola, specifica Micari, vale solo se provengono da altre regioni, se sono iscritti ad esempio a Catania e si trasferiscono, la regola non vale. Non ci facciamo guerra fra noi, cioè fra università siciliane, non fra quelle di tutto il paese. La filosofia che sorregge l'iniziativa è ovviamente quella del ritorno dei cervelli, tanto più nel pieno della pandemia, che ha sorpreso moltissimi universitari nelle regioni calde. In tanti, osserva Micari, preferiscono restare in Sicilia per paura del contagio. È dovere dell'Ateneo e delle istituzioni creare le condizioni perché sia possibile tornare nell'isola per studiare nelle massime condizioni di sicurezza.
L'isola del resto paga un prezzo altissimo all'emigrazione universitaria. Gli atenei della Sicilia contano infatti complessivamente poco meno di 105.000 iscritti, a fronte di circa 56.000 studenti che invece hanno scelto la via dell'aeroporto, per un travaso di capitale umano del quale beneficia per lo più Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Approvate le linee guida per la ripresa delle attività didattiche anche in Sicilia e si applicano al settore della formazione professionale. Vediamo. Approvato all'unanimità il documento redatto dalla Task Force regionale siciliana per la pianificazione delle attività educative in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico e formativo 2020-2021. Il testo, che sarà disponibile sul sito dell'assessorato da domani, giovedì 16 luglio, sarà distribuito a tutte le istituzioni scolastiche e formative della regione siciliana, oltre che ai comuni, ai liberi consorzi e alle città metropolitane. Lo ha reso noto l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla, che ha promosso l'istituzione della Task Force coadiuvata dal dottor Elio Cardinale. Ovviamente il documento ricalca le linee guida dettate a livello ministeriale, sottolinea Lagalla, e si sforza di modulare queste ultime in relazione alle specifiche e differenziate realtà della scuola siciliana, proponendo diversi scenari operativi e fornendo conseguenti indicazioni. L'obiettivo è quello di garantire agli studenti un regolare rientro in aula per recuperare la preziosa dimensione relazionale della scuola interrotta dalla pandemia e non pienamente surrogata dalla didattica a distanza. Occorrerà grande collaborazione e partecipazione da parte di tutti, delle famiglie in particolare, perché non dovranno in alcun modo essere trascurate le opportune misure di contenimento del rischio da contagio e di prevenzione sanitaria, da considerare fondamentali per la salvaguardia della salute degli studenti e del personale scolastico. Alla luce di questo, sono certo che anche grazie al determinante intervento degli enti locali e dell'ufficio scolastico regionale, insieme con la presenza vigile della regione siciliana, conclude Lagalla, sarà possibile gestire adeguatamente il rientro a scuola dei nostri studenti. La Task Force regionale fornisce anche alcune indicazioni utili sia in tema di prevenzione e contenimento del rischio sanitario, sia nel merito della riorganizzazione delle attività didattiche e formative. Nelle scuole dell'infanzia, per il primo biennio della scuola primaria, dove tali misure, spiegano dall'assessorato, incontrano oggettive difficoltà di attuazione, si consiglia di accogliere i bambini in piccoli gruppi per ogni aula, prevenendo occasioni di più ampia aggregazione e quindi favorendo lo svolgimento di tutte le attività, compreso il consumo dei pasti all'interno dello stesso spazio. In generale dovranno essere adottate specifiche misure per la fruizione della ricreazione, dei laboratori, degli spazi collettivi, privilegiando l'utilizzo dei luoghi aperti e regolando l'afflusso degli alunni. L'ingresso e l'uscita dall'istituto scolastico dovrà essere gestito attraverso percorsi in grado di limitare occasioni di assembramento. L'uso della mascherina e dei guanti monouso rimane obbligatorio per tutti gli operatori scolastici addetti alla sanificazione degli ambienti, alla gestione dei pasti e all'utilizzo degli spazi comuni. I docenti e gli studenti dovranno essere muniti di un personale dispositivo di protezione individuale, limitandone eventualmente l'uso durante le ore di presenza in aula e mantenendole obbligatoriamente durante le attività collegiali, lo stazionamento negli spazi comuni, le operazioni di entrata ed uscita dalla scuola. Fanno eccezione gli alunni delle scuole per l'infanzia da 0 a 6 anni e portatori di disabilità che in relazione alla specifica condizione personale non sono tenuti, è una delle linee guida, ad indossare i dispositivi individuali di sicurezza, fermo restando l'obbligo per gli insegnanti e per gli assistenti. Gli studenti potranno poi partecipare alle attività didattiche solo con una temperatura corporea non superiore ai 37,5, dichiarando di non essere stati in quarantena domiciliare negli ultimi 14 giorni o in contatto con persone positive al Covid-19 o ancora che non presentano sintomi riconducibili a difficoltà respiratorie insolte negli ultimi 3 giorni. A questo riguardo la Task Force suggerisce di interloquire con le famiglie e prevedere la sottoscrizione di un apposito modulo con il quale i genitori si impegnano a mantenere a casa i minori in presenza di una delle condizioni sopracitate. Il documento infine ribadisce l'importanza di un'attenta sanificazione degli ambienti, degli oggetti e della presenza di adeguati prodotti detergenti per la disinfezione delle mani all'interno degli ambienti scolastici e all'ingresso. Per quanto riguarda la rimodulazione delle attività scolastiche, per la Task Force è fondamentale
fondamentale il rispetto del distanziamento interpersonale e in funzione di questo andranno riorganizzati gli spazi della didattica. Nel caso in cui la scuola ne abbia disponibilità per le ore di didattica, potranno essere utilizzati ambienti originariamente destinati a funzioni diverse come palestre, uffici o laboratori, oppure potranno essere realizzate aule più ampie attraverso interventi di edilizia leggera o la realizzazione di strutture coperte, mantenendo quindi invariata la composizione delle classi. Nel caso in cui tutto questo non fosse possibile, bisognerà intervenire adeguatamente sull'orario scolastico, disponendo turni differenziati o riducendo la durata delle lezioni. Se fosse necessario, grazie al supporto dei sindaci e dei commissari, delibere consorzi comunali potranno inoltre essere resi disponibili sulla base del fabbisogno indicato dal dirigente scolastico edifici esterni idonei all'accoglienza degli alunni. Giro di usura ed estorsione. 2 fratelli Giuseppe e Antonio Maira, rispettivamente di 69 e 63 anni di Canicattì, il 9 dicembre scorso sono stati arrestati dopo le denunce di una vittima che adesso si costituisce parte civile insieme a 2 associazioni anti-racket. Uno dei 2 fratelli chiede il giudizio abbreviato, l'altro vuole patteggiare, ma il PM non ha ancora dato il consenso e si esprimerà solo dopo aver ascoltato in aula le sue dichiarazioni spontanee. Sono accusati di concorso, di estorsione aggravata ed usura. Si erano difesi respingendo le accuse mosse da un imprenditore che, secondo la sua versione, sarebbe stato costretto a restituirgli 70.000 euro a fronte di un prestito di 25.000. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolto ieri presso il Tribunale di Agrigento l'udienza contro i Maira di Canicattì per usura verso 5 soggetti. L'associazione Rete per la Legalità insieme ad SOS Impresa si sono costituiti parte civile a sostegno delle vittime. Per questa occasione c'è stata anche la presenza del vicepresidente nazionale, il dottor Scandurra Pippo, del coordinatore regionale Pippo Foti e del coordinatore per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Eugenio Di Francesco. Innanzitutto faccio un plauso all'Arma dei Carabinieri e alle forze dell'ordine, alla polizia, per aver posto fine a questa immane tragedia dove 2 usurai hanno succhiato il sangue a 3 vittime. Questo emerge dall'indagine svolta dai carabinieri e della polizia che hanno tratto in arresto i fratelli Maira. È importante oggi questo passo che SOS Imprese e Rete per la Legalità Sicilia hanno messo in atto attraverso la costituzione di parte civile per difendere la dignità degli imprenditori che hanno denunciato e non solo. Noi siamo stati presenti per dire no a quello che è il racket, l'usura, le estorsioni, dove decine e decine di imprenditori sono vittime. Vittime non solo da questi personaggi che non fanno altro che strozzare l'ossigeno che è l'economia degli imprenditori, ma anche per il semplice fatto che l'usura è figlia delle banche. Nel momento in cui le banche chiudono il rubinetto agli imprenditori, gli imprenditori bussano alla porta dell'usuraio e possono anche bussare alla porta del mafioso. Questo è un fatto grave e noi abbiamo l'obbligo, sia come associazioni e come uomini liberi, di denunciare questi episodi. Io chiedo a tutti, uomini e donne, di non avere paura, perché oggi dalla nostra parte c'è lo Stato che ci garantisce la libertà, ci difende la democrazia, ci difende quella che è la dignità del lavoratore onesto, e imprenditori su questa zona ce ne sono tanti, onesti, che lavorano giorno per giorno. Noi come Rete per la Legalità e SOS Impresa siamo a vostra completa disposizione. Non abbiate paura, alzate il telefono, denunciate in forma anonima, chiamateci, chiamate le forze dell'ordine, alzate la testa, perché noi in questo territorio, una terra dove Rosario Livatino ha perso la vita, il giudice Saitt ha perso la vita, noi non possiamo invancare il suo nome stando in silenzio, rimanendo ancora una volta succubi di un sistema mafioso che non fa altro che soffocare quello che è il silenzio, perché loro giocano tantissimo sulla nostra paura. Più noi avremo paura, più loro continueranno a fare affari illeciti. Questa è una denuncia forte che parte da ognuno di noi. Mi riferisco anche ai mafiosi, mi riferisco a coloro che bussano, quei delinquenti che bussano alle porte per chiedere estorsione. Cambiate vita, perché oggi il cittadino si sente molto più libero e oggi la costituzione di parte civile è una presa di possesso di questa presenza dello Stato, di associazioni liberi
che non fanno altro che difendere quella che è la dignità di ognuno. È un fenomeno molto diffuso, ma si denuncia poco. Sì, si ha paura nella denuncia. Oggi, incontrando anche le vittime coinvolte in questo triste episodio, ho notato proprio la paura nel denunciare, la paura anche nel parlare, la paura di poter mettere a repentaglio la propria vita e quella dei propri cari, dei congiunti. Noi abbiamo l'obbligo invece di tutelarli, perché nel momento in cui si denunciano questi episodi, la presenza dello Stato, quindi la presenza nostra, è una garanzia in più, perché denunciare non è essere infami, non è essere codardi della vita, denunciare è sinonimo di dignità e di libertà. E poi gente onesta ce n'è tantissimo, e quelli imprenditori che hanno deciso di denunciare saranno il marchio di legalità per le loro attività imprenditoriali. Questa è la garanzia che oggi noi diamo, la garanzia di libertà e di dignità. Quindi rivolgersi a chi? Rete per la legalità, SOS Imprese Sicilia. Noi non facciamo manifesti, non facciamo reclami, non facciamo pubblicità, noi siamo accanto degli imprenditori, di tutte quelle persone che oggi subiscono le ancherie di delinquenti e di mafiosi. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Rubano la legna in area boschiva per rivenderla. Sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Mistretta. Hanno abbattuto 60 alberi. Il servizio. Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri della compagnia di Mistretta hanno arrestato in flagranza di reato 2 persone di 33 e 31 anni, entrambi di Mistretta e già noti alle forze dell'ordine. I 2 sono accusati in concorso del reato di tentato furto pluriaggravato di legna da alberi presente in area boschiva demaniale. In particolare, nel corso di servizi di controllo delle aree boschive in contrada Montepiano, ricadente nella zona B del Parco dei Nebrodi, i militari dell'Arma hanno notato la presenza di 2 individui intenti a recidere della legna dai tronchi di alberi di cerro della specie Quercus cerris che erano stati precedentemente tagliati. Da un più approfondito controllo dell'area, i carabinieri hanno accertato che i 2 uomini, senza alcuna autorizzazione ed arrecando grave danno all'integrità del bosco, avevano già abbattuto complessivamente 60 alberi, di cui 30 erano già stati sezionati e dei quali avevano ricavato legname, già venduto a terzi. Sul luogo i militari dell'Arma hanno rinvenuto anche 2 motoseghe, un'ascia, 10 taniche contenenti olio per la lubrificazione ed attrezzatura varia. I successivi accertamenti eseguiti dai carabinieri hanno consentito di risalire all'identità degli acquirenti e al recupero di circa 10 tonnellate di legname che sono state sottoposte a sequestro unitamente all'attrezzatura e alle motoseghe. I 2 uomini sono stati pertanto arrestati in flagranza di reato poiché ritenuti responsabili in concorso di tentato furto pluriaggravato di legna da alberi presenti in area boschiva demaniale e su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Patti. Sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni in attesa di essere giudicati con rito direttissimo. A pochi giorni dall'anniversario della morte dello scrittore Andrea Camilleri, a Porto Empedocle sta sorgendo una vera e propria opera d'arte, un murales che raffigura il volto del maestro e padre del commissario Montalbano. Nella vigata di Camilleri l'artista Ligama sta dando vita a un'opera di street art. Il murales si trova in una delle facciate del comune di Porto Empedocle. Salvate gli squali, appello del WWF ai paesi del Mediterraneo. Vediamo. Tantissime specie di squali e razze, alcuni di essi in pericolo critico di estinzione, sono regolarmente catturate in modo illegale da reti e palangari nel Mediterraneo. A causa di questa diffusa illegalità e alla mancanza di una gestione e di un controllo adeguato, nel Mediterraneo si consuma ogni anno una vera e propria mattanza di squali, razze, torpedini che provoca danni enormi all'ecosistema marino. Il Mediterraneo si conferma quindi essere uno dei peggiori mari al mondo nella tutela degli squali. In occasione della giornata mondiale degli squali, il WWF fa appello a tutti i paesi mediterranei affinché agiscono con urgenza per migliorare l'informazione e la consapevolezza tra i pescatori e rafforzare i controlli e assicurare un adeguato sistema di segnalazione delle catture di squali e razze. Squali e razze sono indicatori fondamentali della salute degli oceani e i loro effetti benefici sugli equilibri marini si estendono dalla superficie ai fondali più profondi.
in molte zone del mondo rappresentano anche un'importante risorsa economica nel turismo. Il WWF, con diverse attività, intende informare sull'importanza degli squali per l'ecosistema marino e sfatare miti sulla pericolosità di questa specie. Il Mediterraneo è un hotspot di biodiversità per squali e razze, con più di 80 specie diverse censite, ma oltre la metà sono minacciate e alcune rischiano di estinguersi. Nonostante la normativa proibisca lo sbarco di specie protette di squalo e razza e allenti la pressione di pesca su altre specie, il prelievo è controllato in modo molto approssimativo, con divieti spesso ignorati. Il progetto MECO, un'iniziativa del Mediterraneo composta da citizen scientist locali, ha condiviso con il WWF dozzine di foto e video postate sui social media negli ultimi anni in Italia, Spagna, Francia, Grecia, Croazia, Cipro, Turchia, Tunisia, Libia, Algeria e Marocco. Le prove raccolte solo negli ultimi 3 anni mostrano pescatori catturare e sbarcare illegalmente specie protette di squalo e razza, inclusi squali angelo e grandi squali bianchi, tutte a rischio di estinzione. Oltre a questi anche i palombi, specie drammaticamente diminuite del 90% nel Mediterraneo, ma per le quali non esiste un adeguato sistema di segnalazione ufficiale. In alcuni casi, come nel recente caso di Catania, gli squali appartenenti a specie minacciate finiscono anche nei mercati locali, spacciati per pesce spada o altre specie commercialmente più pregiate. Sapevamo, dichiara Giulia Prato, biologa marina e officer mare del WWF Italia, che squali e razze erano pescati e sbarcati illegalmente nel Mediterraneo, ma queste segnalazioni forniscono ulteriore conferma di quanto il fenomeno sia diffuso in tutto il bacino e di come l'impatto riguardi un ampio numero di specie a rischio. È scioccante che le leggi che proteggono squali e razze del Mediterraneo vengano continuamente infrante con poche, se non nulle conseguenze, e che gli strumenti già esistenti per migliorare la gestione della pesca non siano ancora usati efficacemente. L'estinzione anche di uno di questi predatori dal nostro mare, conclude la biologa marina, sarebbe una tragica perdita per l'intero ecosistema marino. Giavellotto, dopo il lockdown, l'atleta agrigentina Giusy Parolino ha festeggiato nel migliore dei modi con una vittoria il ritorno all'attività. Il nostro direttore Arturo Cantella. Giusy Parolino, nota atleta agrigentina famosa per le sue vittorie nel lancio del giavellotto, torna a vincere a Catania dopo la pausa dovuta al Covid-19. Giusy ha così festeggiato nel migliore dei modi possibili il ritorno alla normalità, anche se ancora parziale, agonisticamente parlando. Ritorna così l'atletica leggera nella nostra regione, ma in maniera diversa logisticamente. Il risultato non è cambiato però per la campionessa agrigentina. Infatti Giusy Parolino ha stravinto la competizione del giavellotto che, malgrado il lockdown, non ha subito alcuna flessione, facendosi trovare in piena forma e pronta. La gara di interesse nazionale è stata organizzata da Giuseppe Sciuto, presidente della SAL Etnea, e si sono svolte in 3 competizioni, una nel capoluogo etneo, l'altra a Siracusa, l'altra a Enna, suddivisa secondo le specializzazioni dell'atletica leggera. Parolino svolge la sua attività agonistica con molti sacrifici ed è costretto ogni settimana ad andare a Catania per gli allenamenti, in quanto nella nostra città non esistono strutture in grado di poterlo fare, e inutili e vani sono stati gli appelli che l'atleta e il mondo sportivo, nonostante abbia vinto diverse medaglie e gare anche d'oro al massimo livello, sono stati fatti negli anni. È successo pure che l'anno scorso che Giusy Parolino è stata costretta ad allenarsi in spiaggia con il suo giavellotto, cosa che lasciò di sconcerto anche 2 anziani che, recandosi in spiaggia e vedendola con quegli arnesi chiamati giavellotti, hanno pure telefonato alla polizia, che prontamente è intervenuta. La Parolino ha anche avuto diversi riconoscimenti per le sue eccellenze sportive. È stata premiata ricevendo il premio Carchinos nel 2019, ideato da Carmelo Cantone e donato agli agrigentini che si sono particolarmente distinti nella loro attività. Quindi il premio alla carriera dal Panathlon di Agrigento, il premio USSI, l'Unione Stampa Sportiva. Nel 2016 è stata premiata la Mimosa d'Oro al Teatro Pirandello e anche un riconoscimento del Rotary Club International. Con questo è tutto, non c'è altro, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.